Seduta pubblica straordinaria e urgente, quella del Consiglio Comunale di Realmonte ieri sera, indetta dal suo presidente Irene Pilato, che ha avuto come ordine del giorno la discussione e la votazione in merito all'istanza per la riduzione del rischio geomorfologico in aree perimetrali del PAI come sito di attenzione a pericolosità molto elevata e relativo provvedimento di cui alla nota emessa dall'Autorità Bacino Distretto Idrografico della Sicilia Servizio 3. Ampia e partecipata è stata la discussione, che ha visto anche illustrare la relazione del geologo incaricato del Comune Pasquale Mastrosimone, che ha ampiamente dimostrato gli studi e rilievi fatti in merito al principale rischio evidenziato, quello dell'analisi della pericolosità geomorfologica nel sito di attenzione di Realmonte, nei territori dati in concessione alla Mitiene Talcali per l'estrazione del salgemma. Diversi gli interventi dei consiglieri comunali e di tanti cittadini desiderosi di sapere se esiste un pericolo reale per la popolazione realmontina. Ho chiesto la convocazione urgente di Consiglio Comunale perché abbiamo acquisito agli atti dell'ente una nota di rigetto di revisione del vincolo P4 che insiste sulla superficie oggetto di concessione mineraria da 53 anni. Perché la preoccupazione proprio oggi? Perché si legge nella parte emotiva della nota che ci sarebbero fenomeni di subsidenza nell'area oggetto di estrazione, tale per cui viene appunto rigettata la revisione e confermata la pericolosità P4. È chiaro che abbiamo avuto la possibilità di sentire i nostri tecnici in Consiglio Comunale. Dalla relazione dei tecnici sembrerebbe che non ci sia nessun motivo di preoccupazione perché il Comune chiedeva una modifica P1, P0 e quindi laddove ci sono aree oggetto di attività da parte di Talcali si poteva fare uno studio un po' più approfondito, ma dove non c'è alcuna attività né tantomeno gallerie può tornare ad esserci un'area assolutamente libera senza alcun vincolo. Questo lo confermano i nostri tecnici che sono il dottore Mastrosimone e il professore Freni, nominati già nel 2021 per la modifica del P4 che insiste sulla Scala dei Turchi, e oggi nel 2022 a seguito di una delibera di Consiglio Comunale che all'unanimità chiedeva di inoltrare istanza di revisione, appunto un'integrazione dell'incarico e quindi un'istanza di modifica. Il Consiglio Comunale ha dato mandato di intraprendere un'azione giudiziaria, quindi noi incaricheremo un avvocato per impugnare il provvedimento dell'autorità di bacino. Ci sono tutti gli elementi a dire dei nostri tecnici Freni e Mastrosimone, e dall'altra parte, che è la cosa più importante perché riguarda l'incolumità pubblica, sembrerebbe che non sia necessario al momento alcun provvedimento di interdizione dei lavori o di sospensione o quant'altro possa in qualche modo frenare le attività in essere, perché secondo appunto i tecnici non ci sono, le profondità sono tali che fanno stare tranquillo l'intero territorio. È chiaro che noi torneremo sul punto, stiamo attendendo le risposte del distretto minerario ma anche di Talcali in ordine appunto agli studi, alle planimetrie chieste dai nostri tecnici, ma ci confortano i tecnici e ci dicono che si può attendere questa fase di verifica con serenità, perché già per tabulas è possibile vedere che nei 3 chilometri circa di attività estrattiva solo 2-3 punti sono quelli segnati in rosso e dove ci sono delle profondità di circa 200 e più metri e quindi molto al di sopra dei 30-40 metri richiesti
per allertare insomma il primo cittadino o per allertare chi di competenza. Noi già con l'ufficio di protezione civile, c'è con me il geometra Cottone, ci siamo attivati e stiamo facendo degli approfondimenti e tuteleremo, ecco, la cittadinanza e non permetteremo mai che questa cittadinanza faccia il passo indietro per le ragioni dei singoli. Ecco, le ragioni della collettività devono prevalere e soprattutto deve prevalere la ragione della sicurezza pubblica, che chiaramente deve essere oggetto di puntuale verifica e attenzione da parte nostra. Ringrazio il Consiglio Comunale per la presenza di questa sera, si è lavorato con molta serenità con uno scopo comune che è quello di tutelare il Realmonte. Lo si fa da tanti anni ormai, ma non con un piede di scontro, perché è stato evidenziato più volte questa sera, c'è un'attività in essere da 53 anni e nessuno ha mai, ecco, pensato di in qualche modo limitare queste attività estrattive. Dall'altra parte però l'attività estrattiva non può minimamente ledere la sicurezza pubblica né tantomeno le ragioni economiche di un paese che ha il diritto, dovere da parte nostra, di crescere per la vocazione che ha, che è quella turistica, dove insistono dei monumenti meravigliosi che sono la Scala dei Turchi, che è candidata a diventare bene UNESCO, il promontorio del Faro, la stessa Italcali, c'è una cattedrale meravigliosa, il Rosone, che ha 6 milioni di anni, per cui insomma l'interesse è comune a mio giudizio ed è quello di tutelare la gente e la collettività e un territorio intero. Quindi chiudo con un auspicio che è quello di riportare tutto a una situazione di normalità. D'altronde quello che dicono i nostri tecnici è proprio questo, e cioè di non allarmarsi, perché i dati tecnici dicono che non è necessario in questa fase allarmarsi. Detto ciò, siamo qui, siamo presenti, siamo un'amministrazione del fare e come amministrazione del fare stiamo affrontando gli argomenti più insidiosi e storici di questo territorio. Anche questo, dopo 53 anni, finalmente l'amministrazione inizia a fare chiarezza. Sono il consigliere Putrone, nonché geologo, e in questo Consiglio Comunale finalmente abbiamo affrontato un problema molto ma molto interessante, sia per noi, sia per i tecnici, sia per tutta la comunità, che in questo momento effettivamente siamo a zero come progetti. Il problema qual è? Il problema è scaturito dal fatto che la nostra zona, dove ci sono le estrazioni minerarie, hanno messo un perimetro che si chiama sito di attenzione. Questo sito di attenzione fino a qualche anno fa potevamo lavorarci con la dovuta attenzione, effettivamente con dovute riflessioni, ma adesso il Genio Civile e tutte le autorità competenti bloccano qualsiasi tipo di progetto che insiste su questa perimetrazione dell'area mineraria. Ecco, ci sintetizzi brevemente la sua relazione su un eventuale rischio geomorfologico nel territorio di Realmonte in zona Italcali. Abbiamo studiato e inquadrato quella che è stata l'attività dell'azienda in 53 anni complessivi di sfruttamento, di estrazione del sottosuolo, anche se ci sono state delle società che precedentemente hanno fatto questo. Lo studio che noi abbiamo portato è finalizzato a rivedere la pericolosità geomorfologica. Abbiamo supportato lo studio con tutta una serie di ricerche, di approfondimenti, sino ad arrivare alla presentazione di una relazione che praticamente metteva in evidenza alcuni aspetti fondamentali, che riassumo brevemente. Il primo, avevamo e abbiamo la contezza che su 10 km circa di area sottoposta a vincolo P4, quindi come sito di attenzione, soltanto 3 km in 53 anni sono stati sfruttati. Quindi ritenevamo opportuno chiedere, considerando anche che queste lavorazioni avvengono nel sottosuolo a profondità non inferiori a 100 metri e raggiungiamo anche i 300 e i 400 metri,
appariva logico chiedere la cancellazione, la revisione di questa pericolosità P4 in tutte quelle aree in cui queste lavorazioni non sono avvenute e probabilmente non avverranno in un prossimo futuro. Di contro avevamo delimitato questi 3 chilometri con una pericolosità P1, introducendo nella relazione un aspetto fondamentale, quello che dovevamo chiaramente nel momento in cui questo processo fosse arrivato a buon fine integrare il tutto con una serie di rilievi, di dettaglio, monitoraggi, anche con i famosi dati satellitari, in maniera da avere la contezza scientifica di ciò che effettivamente sta avvenendo. Tutto questo purtroppo non è stato consentito perché è arrivato un parere che attualmente appunto si sta discutendo ed approfondendo, che però è stato abbastanza chiaro. Viene messa in evidenza che ci sono dei fenomeni di subsidenza nelle aree di lavorazione attuali, e sono gli organi regionali che lo dicono, e che questi fenomeni sono anche evidenti. Quindi da qui l'allarme creato nell'amministrazione e anche in chi sino ad oggi non è venuto a conoscenza tramite gli organi opportuni, quindi chi deve tecnicamente sorvegliare, sovrintendere a questi lavori. Da parte nostra questi dati non erano non conosciuti, ma noi ritenevamo che dovevano venire approfonditi, quindi era molto più logico andare verso una riperimetrazione con alcune differenziazioni. Ciò non di meno. Attualmente oggi c'è stata questa riunione che ha messo con la quale noi abbiamo informato, noi come tecnici, lo studio, voglio ricordare, è stato portato avanti da me che sono un geologo e dal professore Freni. Abbiamo messo a conoscenza il Consiglio Comunale e anche i cittadini e l'amministrazione di quelle che sono le nostre considerazioni e aspettiamo di vedere quali azioni eventualmente verranno intraprese sia dagli organi competenti come controllo e verifica di queste attività, sia anche da parte dell'amministrazione.